Buongiorno amici, ci troviamo in un complesso di edifici che si chiama Colonia Arnaldi. Questa Colonia Arnaldi un tempo era un centro benessere, un centro medico, un centro sportivo, situato nell'entroterra di Recco, proprio vicino a Uscio. Da qui è la base di partenza per raggiungere il santuario della Madonna di Caravaggio. Madonna di Caravaggio in cima al Monte Orsea, oppure appunto Monte di Caravaggio, che non ha niente a che fare col famoso pittore. Il percorso si disloca un po' nel boschetto per poi arrivare a questo sagrato dove è presente il santuario. Ok, andiamo. Il sentiero è agevole, molto largo, contornato da alberi di castagne. Siamo arrivati al Passo del Gallo, dopo circa 1 ora e 50, attraversando il boschetto di castagni e di querce, siamo arrivati a questo punto dove ora faremo una piccola pausa, perché poi inizia la salita verso il santuario della Madonna di Caravaggio. Ok, come va? Benissimo. Bene? Bello, eh? Questo Bello, sì. è un bel punto aperto dopo aver attraversato il bosco di castagni e querce. Abbiamo messo 1 ora e 50 dalla Colonia Arnaldi. Ok, ora ci beviamo il nostro succo. Ok, ora siamo a un bivio. Adesso per andare al santuario di Caravaggio prendiamo verso il sentiero di sinistra. Comunque è indicato anche nel paletto lì. Ok. Ecco qua. Allora, siamo arrivati. Questo è il santuario di Nostra Signora di Caravaggio. Ok. Santuario Nostra Signora di Caravaggio, inizio lavoro di restauri nell'83. Allora, la chiesa e il santuario è chiuso, però da una finestrella riesco a inquadrare l'interno, l'altare, molto carino. Allora, adesso torniamo verso la Colonia Arnaldi facendo un piccolo giro ad anello, scendendo giù dalla scalinata quella che porta poi su al Santerre, dalla scalinata e tornando al Passo del Gallo. Poi dal Passo del Gallo riprendiamo a ritroso il passaggio nel bosco che abbiamo fatto. Quindi evitiamo quella salita o discesa piuttosto ripida che abbiamo fatto all'andata. Ecco, ora in fondo alla scalinata noi svoltiamo a destra
per percorrere il sentiero che ci riporterà poi al Passo del Gallo e riprendere il sentiero per la Colonia. Allora, durante il ritorno incontriamo un albero strapieno di corbezzoli pronti per essere mangiati. Ora ne prendo uno. Buonissimo. Ok, ora siamo a un crocevia e dobbiamo prendere verso destra, dobbiamo prendere la direzione Passo Spinarola, Colle Caprile, dove poi ci congiungiamo col sentiero per la Colonia Arnaldi. Ok. Allora, ci ritroviamo nuovamente al Passo del Gallo. Abbiamo chiuso questo anello, questo piccolo anello, e ora ci sostiamo un attimo, ci riposiamo un attimo. Ecco, allora, Passo del Gallo. Non si legge molto bene perché ormai è un po' scolorito, però Passo del Gallo. Ok, ora ci riposiamo un attimo e poi torniamo indietro in questo sentiero fino alla Colonia. Ok, dopo il boschetto siamo ritornati alla Colonia Arnaldi. Ok, allora, come detto, siamo rientrati nella Colonia Arnaldi e come di consueto facciamo un po' un riassunto dell'escursione di oggi. In autostrada si esce a Recco, all'uscita di Recco, a sinistra verso Avegno Uscio. Si prosegue per circa un quarto d'ora, 20 minuti, poi vediamo sulla destra la svolta per proprio un cartello bello grande, Colonia Arnaldi. Si sale e poco prima di un ingresso dove c'è scritto proprietà privata, poco prima c'è una piazzetta dove si può posteggiare. Si posteggia lì e si entra dentro la Colonia Arnaldi e vediamo subito, dopo il cartello principale, che c'è scritto appunto Colonia Arnaldi, eccetera, vediamo sulla sinistra i due cerchi tondi rossi e lì parte il sentiero per il santuario. Ora si attraversa questo bosco, poi si arriva al Passo del Gallo. Dal Passo del Gallo poi si possono fare due strade. Noi abbiamo fatto la strada diretta, quella che porta sul Monte Orsena, dove ho Monte di Caravaggio, dove c'è direttamente il santuario. Ci siamo riposati, abbiamo pranzato e al ritorno abbiamo fatto un piccolo anello, cioè scendendo la scalinata verso la ruta. A un certo punto poi c'è la deviazione verso di nuovo il Passo del Gallo e lì anche si attraversa un bosco prevalentemente in pianura. Arrivati al Passo del Gallo, basta, si prosegue a ritroso la via che abbiamo fatto all'andata. Ok amici, allora anche questa escursione è finita, il tempo è stato bellissimo e non siamo neanche tanto stanchi. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao, ciao!